Una casa e un capannone, alternati nelle campagne fra una città e l'altra. La pianura veneta a cavallo di inizio XXI secolo non viene descritta con particolare poesia, anche per colpa di una progressiva aggressione cementizia che raggiunse il culmine 30 anni fa, quando i boschi di pianura si erano ridotti ad appena 50 ettari in tutta la regione. Le pianure le vediamo occupate da agricoltura, città, centri intermodali, centri commerciali. Non sentiamo come italiani che dentro le pianure ci stiano anche i boschi, ma prima di noi le pianure erano coperte solo di boschi e quindi questa legge dice che noi veneti sentiamo l'esigenza che un pezzettino di bosco resti intorno a noi, non solo sui monti ma anche in pianura. In 30 anni quegli ettari di bosco sono diventati 500, merito di alcuni politici attenti, all'inizio visti come visionari, ma che hanno potuto attuare questa piccola rivoluzione verde attraverso una legge regionale, la 13 del 2001, e di un primo documento sottoscritto in quegli anni, la Carta di Rosà, che in questo 2017 si aggiorna, restando nel Vicentino, trasformandosi in Carta di Sandrigo e proponendosi di decuplicare ancora le superfici di boschi planiziali entro il 2050. Ma 10 volte tanto in questi 30 anni o poco più significa passare da 500 a 5.000 ettari, quasi quanto poteva contare la Serenissima Repubblica prima del progressivo disboscamento. L'obiettivo di questo documento che oggi stiamo predisponendo e che ci auguriamo che tutti firmino è quello di arrivare nel 2050 con una decuplicazione di quelle che oggi sono le superfici, cioè passare da 500 ettari di boschi nel Veneto in pianura a 5.000 ettari di boschi nel Veneto in pianura. Per fare questo sicuramente ci vogliono gli sforzi da parte di tutti, da parte delle istituzioni, da parte dei cittadini, da parte dei comuni, ma anche quello di Veneto Agricoltura. L'argomento oggi interessa, come dimostrato dai quasi 300 partecipanti agli Stati Generali dei Boschi di Pianura. Amministratori pubblici, associazioni, studenti, la voglia di partecipare è trasversale. Veneto Agricoltura si propone come ente di ricordo per i vari progetti che la Regione Veneto, parola di Presidente del Consiglio regionale e Assessore all'Agricoltura, è disposta a sostenere con fondi ed eventuali strumenti da legiferare o integrare. Il passato che torna alle tonalità del verde.